zingaro, voglio vivere come te. Oh, Italia, guarda, vedi? È arrivato Marco. Vedi? C'è gente in piedi di prima mattina. Ragazzuoli, noi abbiamo fatto di tutto per provare a recuperare il gruppo delle puntine del mondo, perché la pagina chi se ne frega. Cosa succede? Niente, io ho provato a riattivare il mio account che avevo disattivato e ho nominato i ragazzi del gruppo come amministratori, però non si sa perché. Sono amministratori ma non possono fare un cazzo, hai capito? Quindi niente, chiedo solo un po' di decenza nel gruppo, ok? Decenza cosa significa? Non spammare le pubblicità dei propri prodotti, non intendo le cose usate da vendere, no, ma tipo non so, tu produci frighi piuttosto che altre cose per camper, non è bello che usi casa mia, anche se ormai l'ho abbandonata, per pubblicare le tue cose. Idem, anzi 1000 volte peggio ancora, i canali YouTube. Cioè qua da anni arrivano i nuovi youtuberisti, pubblicano i loro video di continuo nel mio, poi basta, fanno i numeri e ciao, allora, saluti e arrivederci. Cioè proprio gente sconosciuta arriva, spamma a 1000 e poi non li vedi più. È una cosa che, se ci pensi, è veramente vergognosa, perché è un po' come questa attività, per quanto non produca soldini, non sia un'attività a scopo di lucro, è comunque una sorta di attività, no? Cioè è fine al mio canale YouTube, il gruppo, no? Paragoniamola a una pizzeria. Cioè io ho la mia pizzeria, arriva sta gente qua e i miei clienti seduti al tavolo va a dirgli: ah, guardate che io ho la pizza con la mozzarella di bufala, eccetera. Cioè è veramente triste, ragazzi, è tanto triste. Che bella cosa, una giornata al sole. Eccola. Michele Catana, riparazione o scassinamento porte? Sì, dipende, scegli se il camper è tuo, magari riparazione, se il camper è un altro, scassinamento. È bellissimo, no? Perché sai il classico ladro che usano nelle vignette, eccetera, che ha la baretta di lana, tutto vestito scuro. Non preoccupare, io dare una mano a tutti qua. Ci hanno beccato, scappiamo. Altri 35 minuti circa e riuscirò a convincere i ragazzi a fare la passeggiata. Aiuto, quanti bau, Emi! Guarda bau! C'è la Zoe, hai visto? Che è arrivato anche Fabio, che ha tirato Paco psicologicamente e ha mandato solo il corpo. Magna capelli, che porca miseria. Giubbetta peruviano. Sbeo? No, cos'è? Vietnam. Zoe, hai visto quanti bau? Che è cambiata tantissimo però, Hai visto l'altro CP? È cucciolotto! Sì, veramente, guarda che... No, qua c'è pieno di queste robe. Sì, ma è simpaticissima sta roba, a parte a barchetta dei nonni che si ritrova dentro la barchetta a bersi a sograspetta, ma guarda, tutte ste casette, vedi, la chiazza sotto è stata costruita su una barca, no? E loro dentro là, guarda la cusinetta, guarda che anche il clima, anche la corrente, o là un generatore o l'ede a corrente che arriva da qualche parte. Volevo far apprezzare al resto d'Italia il clima tipico, no? Perché in questo canale non ci sono sempre solo le pietanze, cioè non è che adesso perché sono ciccion o a parlare sempre di roba a mangiare, no? Il clima tipico di questa zona, Padana, stavo dicendo, esatto, ma vedi, me lo confermano, no? In riva al Po, e attento adesso che aperitivo ti portiamo a fare. Tipica casetta cinese, cioè non è tanto per condividere questo momento culturale, ma se anche insomma per me Alzheimer che avanza, metti un giorno, non so, non mi ricordo più un cazzo della vita e dei linguaggi, no, tipici. Oggi mi appunto in questo video cos'è la sparagagna. E allora qua abbiamo questo nostro simpaticissimo tu da Vicenza, dai parti di Schio, dai parti di Andrea del T4, cioè non sei di Schio ma sei vicino da che parti, che ne spiega cos'è sta sparagagna, sta famosa sparagagna. Sparagagna, qui ha fatta la costina. Ah, è roba da mangiare? Sì. Ecco. Costina. D'altronde so tu che sia altra. Quindi è costesine, Costesine, cioè la sì. cassa toracica del maiale, Sì. parole, Sì. le costesine. Questa è sparagagna. Sparagagna. Ho capito. Ma la costesina fa schifo, che bello, il gommon sulla, guarda che misteri. Un gommon dentro una barca. Ho sempre voluto anch'io, è che mi hanno detto che bisogna sgonfiarli e pulirli prima di metterli via. Io l'ho detto ogni volta, a fare tutti i misteri, anche no? No, beh, ma lo faccio una volta quando si inizia stagione e quando finisce. Però gocciato il materasin per andare in spiaggia alla fine.
rema amorosa e mi stella tranquillo. A chi non piace il mio microfono? A chi non piace il mio microfono? A tutti piace il mio microfono. Un bel microfono, l'unica roba buona di Arod, i microfoni che piace ai cani. Dica. Marcus Caldonius! Mi piace. Ah! Ho già cominciato, mi dispiace. Ma perché non ci mettiamo lì? No, perché è scomoda su e giù. È scomodo, ma solo per l'aperitivo tu dici? Senti gli altri, per me non è nessun problema, io mi adeguo. Vedi, mi fanno fare tutte le robe da vecchi, cioè noi ti proponemo robe strane, fighe, lui dice sempre no. Alla console, mi muoverei lì. Alla console, mi muoverei. Alla console, mi muoverei. Alla console, mi muoverei. Alla console, mi muoverei. È vero, Movimento no tendalino. è vero, tripolo. Perché non porta tendalino. via un sacco di luce. Guarda che schifo. È un no tendal. Guarda che roba. Aspetta, Italia, vieni. Però serio no, devo fare, gli occhiali, gli occhiali. No, quelli di ieri. Su questo. Cazzo, si sono scuriti. Ma no. No, ma così mi cambia tutto. Ho capito Italia, però ieri non aveva le lenti scure. Cioè, Devo fare il serio? Sì, scrivi nei commenti e salutalo. Ciao Iari. Sì, allora, come ha detto Giovanni nel dietro alle quinte, intanto sfatiamo il discorso dei genovesi, brassetto corto, eccetera, perché sono sempre quelli che portano più roba di tutti, o comunque quelli più generosi, eccetera, eccetera. Ma, ok, qua ci stiamo confondendo dalla cosa più importante di tutta la puntata. Chi ha partecipato quella volta raduno in Brussa sa, aspetta che zoomo, cos'è questa roba? Questa roba dietro la terrina delle patate. Quella roba fantastica è il motivo per cui io ho lasciato a casa Alessia questo raduno. Quella è la focaccia genovese, ovviamente fatta in casa da loro, gli genovesi, quindi P genovese le cussine, non so cosa che esiste, con la cipolla. Ok, ci capiamo? E dopo ci hanno portato come l'altra volta i gnocchetti, sempre tutto fatto in casa, col pesto genovese fatto in casa dai genovesi, cioè capimo se no Sì, il sono pesto genovese, genovese fatto sono proprio da un genovese. toscano, tu capio? Dighe, Questo è il là. salame di Sant'Olcese. È il momento culturale, sempre precisando che Puntini al Mondo non è che parla solo che delle robe da mangiare, che dopo perché no. Ok, In quindi Liguria abbiamo due tipi di salame, Sant'Olcese e Varzi. Varzi che è al confine col Piemonte. Questo è un Sant'Olcese con Ho preso il salame come i se pezzi potesse grossi. So let's rock and roll all night and party every day. You show us everything you've got. You keep on dancing and the room gets hot. You drive us wild, we'll drive you crazy. And you say you wanna go for a spin. The party's just begun, we'll let you in. And you drive us wild, we'll drive you crazy. You keep on shouting, you keep on shouting. Come on! I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. I wanna rock and roll all night and party every day. ok, vabbè, a testimonianza ho detto non si vola quando si guida, quindi esatto, mi hanno detto dai prova il Mini 2, ho detto no, non vorrei far malani. Ragazzi, guarda, piccolo dettaglio tecnico per gli appassionati, gli interessati, questo è il famoso Mavic 2, quello che ha il follow me, quello che ti consente di seguirti quando riprendi eccetera. Certo sì, ti costa il doppio rispetto al Mini, ma attenzione, è il Pro, precisiamo il Pro, attenzione, per guidare questo drone serve la patente oltre che l'assicurazione. Esatto, il mio Alzheimer farà sì che anche nel Mini 2 non serva l'assicurazione, ok? Quindi mi sono dimenticato che serve l'assicurazione, serve solo su questo, l'assicurazione e la patente. Aspetta, perché qua avremo veramente una... No, mi ha fatto vedere i video che fa lei, una roba spaventosa, mostruosa, ed è lei la pilota del drone, il super artista che ha fatto un mandala gigantesco con il sale, ha fatto questo video con la tematica della difesa delle donne, no? Contro la violenza sulle donne. Adesso perdona insomma il lessico che sono a carico di Vinello, e è venuto veramente uno spettacolo, una cosa a dir poco professionale. Ristoratori,
Nella puntata di oggi abbiamo un esemplare di Marcus Caldonius che ci descrive questa pietanza. Guarda che c'è anche la musica perfetta. No, Vino vai russo. Tripolo, vai, è quella. Perfetta, un misto tra Rigus Mortis e Alberto Angela, ok? E quindi Marcus Caldonius ci descrive questa pietanza cucinata dal Michele Catanus. È una musica scientifica, no, è scientifica. Aspetta, finiamo un attimo il discorso scientifico e dopo la togliamo. Allora, Intanto discreto, cos'è? risotto di radicchio. Risotto ovvio. di radicchio, ok. Fatto dai milanesi poi, da lombardi poi. Sì, infatti, non è so. tutto dire, Sì, radicchio non so. di che? E di che siamo noi che Come abbiamo... mi veneto mi metto a fare i panzerotti. No, il cioè. risotto con lo zafferano. Ma sì, dai, cioè, non è possibile. non si può. È una cosa che è inaccettabile. Inaccettabile. Allora, proprietà organolettiche del piatto, Marco, dai, fammi un po' la descrizione. Carboidrati al massimo Ok, proprio. ma le proprietà... Allora, dimmi, dai. Vedi, tutto a parte questo come, perché dai. il Marcus, il cuoco, carboidrati, no? No, ok, grassi. è assente. come sapore, Dopo vediamo. quando arriva, Il sapore no? è un po' insalato. come la puntata di il Zekkal, radicchio tutti i amaro, chef col culo degli il altri, una roba del genere, l'equilibrio no? com'è? Hai capito? Senti la instabile. mantecatura Ti iniziale. senti come volano No, le non si è critiche mantecato. Non si è mantecato. L'isola di costruttive o non Marcus, costruttive, esatto, sono comunque bene. Solidale. critiche, no? Quindi Catania che voto gli diamo? Un complesso. 7. Un insgesamt. Esatto. Ristoratori, Marco Caldogno, Ancora. sei stato molto basso con il tuo voto. Come mai? Puoi spiegarci il perché? Perché ho dato un voto molto basso sulla preparazione del piatto. La mise en place? Esatto, non è una buona presentazione, Allora, vedete. Tito, anche perché Poi avevo visto dico Caldogno, che il devo riso verità, che lo mangia in quel modo andava amalgamato bene, cosa che non ha fatto il lombardo. Chiaro, mi ha in fatto Poi quanto direi, lombardo. poi hanno preso male, come si chiama, il menù era presentato molto male. Ho chiesto com'è adesso. Si è rovinato il sputtanamento così. Assolutamente negare e cancellare il voto di Caldogno, perché francamente lo trovo... Lo trovi buono? Lo trovo- Che lecchinaggio di culo, no ragazzi, qua stiamo assistendo a una mossa sleale. Ok? suo vino. No, ristoratori. La Lombardia adesso sta assaggiando il vino trentino e ci dirà la sua opinione non sincera in quanto ha ricevuto un voto falso dal Trentino in merito a riso. È buono. Quanta falsità, però fate schifo, Memo climatoral scientifico. Per togliere la nebbia abbiamo utilizzato i droni. 3 ore che si attacca a Sony. Italia, saluta il Pilus, guarda il cane nuovo del Pilus, hai visto? Guarda che bello, è il cucciolotto nuovo. Aspetta che mi ricordo dove che si zoom sotto alcol. Arrivo qua, guarda che bello il fuffetto del Pilus. Dica ciao fuffetto del Pilus, che singano sotto alcol, non si ricorda neanche il nome. Facciamo concorso. Ragazzi, un annuncio. Come noi siamo maggior parte dei veneti, io come sono tradizionalmente russa e sono tipica russa, che anche se vivo 35 anni in Italia, voglio vedere come si balla tradizionalmente il Veneto, un piccolo movimento di Catartico. balletto tradizionale. Dopo vi faccio vedere Allora, Singano è troppo giovane perché anticipavo, no, parentesi storica, che i balletti che intende lei sarebbero quei balletti folcloristici tipici delle sagre, le sagre paesane, hai capito? Ma no, non è quello, no, c'è un po' di confusione, hai capito? E però se tu sei giovane come me, cioè tipo degli anni 80, non hai partecipato alle sagre, o meglio, alle sagre, esatto, tu ti fai finta di niente, a Marilena sa capito tutto, alle sagre c'è l'otto volante, c'è il baracchino dove mangiare le puente e coste, eccetera, eccetera, ma non ci sono più gli anziani che ballano in lento, hai capito? Perché effettivamente adesso che mi ricordo, da quello che mi raccontavano, c'era il lento da noi, almeno dalle mie parti, Eraclea, San Donà, hai capito, quelle zone lì. Non ci ho mai partecipato, però dovrebbe essere questo lento. Maschio Veneto, eccolo qua. No, Maschio Veneto è troppo giovane, ho fatto anche il discorso qua, ho spiegato, non posso, Però dei miei ricordi di quello che mi raccontano... Ma no, ma che fai? Ti ho detto che sono giovane, non faccio queste robe. Però dei miei ricordi, gli anziani ballavano il liscio.
lento, quello che si ballava alle Tutto il sagre. mondo, tutto il mondo. E perché non sapeva cos'altro fare? Ma tu capivo? Dovevi andare in campi a vendere merda, mi altri. Ogni la regione ha i suoi movimenti. Ma gli altri che movimenti, cioè se via passa a Sizza che le a tirar bassa, cioè, voglio dire, la tipicità nostra non è il ballo, c'è la vendemmia, c'è il... Perché quello voglio dire, Lisce capito? romagnolo, lisce romagnolo. Ma io ho saputo che vedi, sono molto divertenti, che ballano, ma scherzano. No, perché si imbriaca e spara monare, ma non ballano. Non siamo ubriacati Ma abbastanza. no, non ballano. No, adesso sì. Cioè non c'è il ballo. Non è il ballo, è l'alcol. Esatto, sì, è Italia. Oh, mi dispiace di queste robe, sono brutte, sono antipatiche, sono disfattiste per la mia cultura, ma è così, punto. No, l'angolo culturale 2.0, vin cotto, ok, cos'è? È un vino cotto fino a che si È bianco. Viene distillato. Ok, ma quindi è una grappa? Sembra anice. Ma è una grappa? Sì, Sì, no, sento, aspetta. Sì, sa da anice, sa da sambuca, ma non c'entra col vino? No. Ok, si chiama vincotto, quindi è un liquore all'anice. È una roba tipica del tuo parroco, te l'ho È detto. stato un parroco che abita giù. Vedi Italia, se anche a me avesse un parroco così che mi passegra, spende messa più volentieri. Momento tipico 3.0. La famosa torta alla menta della Lorena. Branca menta. Sì, per la quale noi siamo molto gelosi e indispettiti in quanto la fa perché piace a Olfo. Hai capito? E quindi noi ci sentiamo un po', cioè, messi in secondo piano, cioè un po'... Non so, abbiamo questa sorta di gelosia per la torta di Olfo. Ecco. Adesso che l'avete vista, Ciao, arrivederci. Allora, Tripolo, allora io vorrei una cosa. Mi piace tanto! Vedi, aspetta, vedi la maglia di Olfo? Ok? Vedi che c'è scritto Happy Camper? Ok? Quindi camper felice, no? Quindi c'è un attimo questa icona che dovrebbe rappresentare la felicità, esatto. Vedi che nella felicità c'è il tendalino? Lo vedo molto bene. È uno stereotipo, è quasi una sorta di discriminazione. vedi che l'uomo è bello Non lo so, sotto perché vedi che no, è estremamente stilizzato il disegno, quindi è proprio un'icona, cioè che solo con la forma, sì, Però anche l'oblò panoramico. vabbè, quello è un dettaglio, L'oblò panoramico? vabbè, è un dettaglio. L'oblò panoramico. Ok, no, vabbè, ma stiamo parlando comunque dell'omino sotto al tendalino, non è sotto all'oblò, cioè vedi, è l'uomo che percepisce in quanto osservatore la felicità, hai capito? E lui è sotto al tendalino. È un casino? Faccio gli abbaglianti. No, vedi che Cioè, i colori più caldi che quindi riproducono vedi, sono come i terrapiattisti, i no tendals. sopra il tendalino, mentre sotto invece sono colori tenui e tristi. il refrigerio d'estate. Esatto, e comunque in realtà, esatto, è comunque un'informazione scientifica che spiega presidente del che il caldo va movimento verso no l'alto. Niente. Mai metterti contro un no tendals, piuttosto contro un terapeutista. Un po' di toscano che mi piace tanto, ma anche per la Alessia Poretta che a lei piace tanto. Sì, lei c'è. Sì, tartufo. Questi hanno proprio lo stesso identico accento di Alessandro Magia, che, ciao Ale, che è l'amministratore del gruppo Camperisti Liberi Abusivi con 34R. Prova a sentire. Io Alessandro l'ho conosciuto, senti, proprio li senti identici. Il tono di voce, vabbè, magari è un po' diverso perché Alessandro è più giovane, eccetera, però... Sì, no, era tartufo nero pregiato, tartufo estivo. Anche perché, aspetta, scusate se interrompo un attimo, cos'è che mi avevi detto prima le tre lingue che te parli, quali sono? Toscano, fiorentino, aretino. Hai capito il discorso? Aspetta, no, sta serio, che poi la gente non ci crede chi ci vede da fuori, guarda. Spariti tutti, tranne loro e dopo capirai perché, ok? Sono spariti tutti dopo che ho detto andiamo a fare un giro in bici, non sto scherzando, ogni volta così, non sto scherzando. Tu ti dirai perché loro invece sono qua, perché vogliono fare i giri in bici? No, una merda, perché loro in ha bici e qui senza bici. Una roba incredibile! Informazione cicloturistica offerta dalle puntine del mondo, ore 16.03. No, non è vero, ho buttato un orario a caso. Allora, questo è il castello che in realtà è il palazzo ducale, che in realtà è un edificio adibito a museo. Del Po. Esatto, ci raccontano al museo del Po. Dopo vedi tu anche dentro le iscioretti, vedi tu.
chi parla di tutte le robe del Po? E tu? C'è da prenotare e tu ti chiederai, chissà cosa potremmo vedere all'interno di un museo. Giorno del Po. Ci raccontano i signori cos'è che trova la gente qua all'interno di questo museo. No, capire italiano? No, è l'eco. Ah, scusa, spiegare su. Possiamo venire? Da dove venite voi? Tutti da tutta Italia. Siamo che cane! dei camperisti che abbiamo organizzato un raduno qua in riva. Siete qua a Pieve di Coriano? Dove c'è l'attacco della nave? La Pieve di Coriano. Sì. Siamo passati di qui, stavamo girando un attimo il filmato, ho detto dai che chiediamo agli autoctoni, no? Cosa c'è in questo edificio adibito a museo? È un museo, certo. E ci dicevano il museo del Po, no? Certo. Il museo del Po cosa vuol dire? Cioè, È il museo delle cose del fiume. ma per noi proprio che siamo foresti, cioè vuol dire che siamo stranieri. Venga dal Veneto. Te. Esatto, te la sentiamo, Sì, e lì stesso, anch'io siamo Terrona, perché c'è il Po e sulla riva destra siamo Terroni. Italia abbiamo fatto il discorso Allora, prima volete sapere un po' su di sto storia? termine, dopo te la Allora, sento. Sì. volete sapere un po' di storia? Io spiego, quando siete stanchi, non è che siete obbligati a stare con me, dite, noi dobbiamo andare via. E voi altri a partire andate via col vostro camper meraviglioso, bravi. Però voi dite al capo strendi, cioè va bene tutto perché dopo sti 4 pointoni che ne seguono, io voglio stare 3 ore a guardare il video che ne conta la storia del Po, quindi voi dite, famo un riassunto adesso. Allora, per visitare il nostro palazzo occorrono dalle 3-4 ore. Venite lì, da Nirchi da via, Sì, va che non ve mangia ste tendi. Ma in Mingan, No, Orco can. Can del porco. Sì. Allora mi presento, sono Franco, non sono una guida, sono un volontario che spiega il mio paese e le persone che vengono qua a rivere. Che bello. Il nostro paese è gestito tutto da noi volontari. La fiera facciamo i fuochi più belli d'Italia, sì ragazzi. I nostri fuochi d'artificio è tutta la lunghezza del ponte. Qua c'è qualcosa Aspetta, di più si tacca sbegottasse adesso. Che è il ponte. Questi qui di Melano. Ma contare Italia, che lei è un fiat del territorialismo, no? Da qui da parte del Po, qui da che altra parte, quindi bisogna stare attenti anche qua, no? Come in altri Jesolo, Cavain, Caorle, esatto. Quindi. Allora dentro al martedì fanno i fuochi, però sono 2 anni che non li fanno col Covid. Anche Loria usava scusa degli Jesolo che vuol spiegare. Perché il Covid l'infetti ai fuochi ora non stoppiano, capito? Allora su che mica. Se non lo sapete, fra 10 minuti avete già imparato. Ecco, questo corsi del Mantovano. Partiamo al tempo dei Romani, ascolta questa clavella. Sta attento. Al tempo dei Romani il Revere si chiamava Riperium, ripa sulla riva, allora non c'erano gli argini, il Po saliva, però chi l'acqua non arrivava mai. Perché se guardate si sale fino all'argine, l'argine l'abbiamo dopo i portici. Vedete che si sale? Sì. E qua si scende fino quasi al Ti dici cimitero. sempre, sì, immagino. Piccola altura che è già sufficiente che l'acqua la girò attorno. Capi bene la faccenda? Ma avete pure il fiume? No. Scaglie paura mai a voi, si dicono gli altri. Ecco, una roba zetta. Ecco. Allora, le prime chiese nascono nel 1000, frati benedettini, ma ste mia sta lì a slungare alla Taim. Ma la data importante è nel 1100 arrivano i reggiani modenesi, periodi di Matilde di Canossa. Cosa fanno? Il palazzo era la fortezza e fanno questa torre con altre 2 torri più vicine all'altra. Ma t'ha un che del Furlan però, dopo magari mi sbaglio. T'ha un che del Furlan. Allora, No. che sta 15 giorni fa è venuto il giornalista Capozzo. Tony Capozzo. Tony ha inaugurato un libro qua in un paese vicino e alla mattina alle 9 sta con me fino all'1. Che lui ha voluto sapere tutto, una persona che piace la cultura e tutto, e mi sono godes da boia. Solo che dopo un'ora l'ha imparato il dialetto Adria, il dialetto, ma col Furlan si passò. Allora io ho la fortuna che io non ho studiato, ho fatto gli scoli bassi, chi dentro lì c'era, gli scoli lì bassi. Quasi sotto. Quasi sotto. Però nella vita si impara sempre, è uno che ha passione all'università e ogni giorno di vita. Vieni da? Pordenone. Orco Canga, Altri Furlani. Si di Furlan proprio. Orco Canga, allora se non... Senti mia presenza furlana qua attaccata. Arrivi Furlani. Vieni a trovare stasera che offrimo 2 o 3 ombre, 4, 5, 6, 7. Siamo là tutti quanti, avremo in Bastiglio. Dai, te sei ospite nostro stasera. No, stasera dobbiamo andare a mangiare al risotto col tartufo qua a carbonara con mia moglie. No, ora. A carbonara.
No, carbonara in Proprio. italiano, in dialetto le carbonara. Carbonara, ne va a mangiare a carbonara, va a mangiare qui. il tartufo. Passando, se si vede un po' di colore, si raschia e stira fuori o freschi o decorazioni. L'unica cosa ragazzi, non avevamo in previsione questo e quindi purtroppo ho finito la batteria. È uno spettacolo sto signore, no? Perché ci ricorda sempre giustamente se abbiamo da andare via. Noi abbiamo spiegato, fa anche brutto dire ok che dobbiamo andare via in bicicletta, però insomma c'è anche la verità, dopo bisogna tornare in i nostri posti e non abbiamo visitato i dintorni. Invece adesso spengo immediatamente perché ho il 3% di batteria. Vediamo se ci dura per vedere l'isola dove andremo dopo. Ciao dopo, via. 1, 2, 3... Che noi volontari abbiamo cominciato a restaurare. Italia saluta Franchino D'Area. Ciao ragazzi, a Ciao Veise. Allora Italia, questa è la villa della Callas. No, sono mica parlo, non era Rospo. Ragazzi, 1% di batteria, abbiamo fatto quelle cose fighissime e niente, domani rifacciamo con la GoPro. Ciao, alla prossima. Sì, siamo arrivati. Guarda che bello che come abbiamo trovato i pescatori, ci hanno offerto i cachi, che ti dici sei anche strano, insomma che i pescatori ti offrono i cachi, no, ci hanno offerto anche il pesce che hanno appena pescato. Noi altri abbiamo anche insistito per dare d'ombre, però noi da capo un po' che salame, sorpresa, niente, vedi tu. Capo fai anche brutta figura in giro per il mondo, cioè se brutto, te vieni qua e ti offre la roba tipica, eccetera, non si può contraccambiare. Che misteri. Abbiamo passato i 35 camper, andiamo per i 40, non sappiamo più dove parcheggiarci, è tutto strapieno. E come disse Steven, evviva la biga e chi la furiga. Non so se esiste i cosi, come si chiama, i coma gastrici, no? Una volta all'epoca quando eravamo piccolini c'era il coma etilico, no? Quando facevi i festini con gli amici andavi in coma etilico, no? Arrivava l'ambulanza, ti portava via. Ma non so se esiste il coma gastrico, cioè della serie l'eccesso di mangiata, cioè dovrebbe essere l'indigestione, ma qualcosa di più grave dell'indigestione. È quello che stiamo vivendo qua. Dai, butta, va. Dai, facciamo la sigla allora, dai. Passavi. Stop. Ma è bello così, fa molto cringe, mi piace. Voi non lo voglio quella parte. Se no, perché se ne sei puro italiano, Arretino, sì. Arretino, Pisano, Dio, No, fermo là, difatti stavo per dire. no, Livornese. Ah, ok, pensavo fosse un intercalare. No, non è una bestia. Ok, no, perché confermato È differente. che il porco è tipico, insomma, là. Ok. La maremma maiale è tipica. La Perfetto. Maremma Maiala siamo sul Grossefano. Ok, scoop. Steven che fa la serenata e guarda Francesco con occhi dolci e languidi, scusate ma... vabbè, poca pazienza. Se mi fa sto scoop qua, magari divento famoso. Guarda. Guarda come rimane colpito Francesco da questo sguardo languido. Concentrati Francesco, sta parlando a me. Si sente in imbarazzo giustamente. Questi amori autunnali che sforzano sulle rive del Po in questa Mantova romantica, no? Che cela e al tempo stesso nasconde con la sua omertà questi amori morti sul nascere, in quanto a fianco abbiamo la moglie, possiamo vedere quindi giustamente insomma dobbiamo mantenere una certa freddura, ok? E quindi sottacere e spingere nel basso del subconscio questo amore proibito tra Steven e Francesco. Vedi Italia, siccome mi pare che ho un perde preti e un chirichetto che ne segue, questa canzone sarebbe The Sound of Silence di Simon & Garfunkel, però nelle nostre chiese, per le cresime, forse per le comunioni, viene utilizzata con un testo in italiano che io adesso non mi ricordo, però magari se qualcuno ce lo scrive o ce lo linka nei commenti del mondo finiva. Visto?
Mi confermate che è così che ho fatto la crisima giusta, che a volte... Allora Italia, nei commenti, quelli che cantano è sempre allegri, bisogna stare, perché il nostro piangere fa male a Rico, al Cardinale, eccetera, eccetera. Non era Cocchi Renato? Dai! Vabbè, qualcuno che ha internet da cercare. È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco, al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. È sempre allegri, bisogna stare, che il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco, al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. È sempre allegri, bisogna stare, e il nostro piangere fa male al re, fa male al ricco, al cardinale, diventano tristi se noi piangiamo. Di Nirvana, no? Iannacci! Ah, Enzo Iannacci, mi pare che in Nirvana di cantare sta roba. Iannacci, ma no, Cocchi è Renato. Vabbè, ho sbagliato, basta, zappa e porta a casa. Enzo Iannacci. La nebbia in Valpadana. Vabbè ragazzi, dai. L'hai in mezzo al mare, Sì, cosa fai? Ragazzi, una fotocamera per raccontare il mio trauma infantile. Per la cronaca, allora stavamo parlando della canzone dei Cranberries, no? Quella che fa eccetera, no? Ok, e stavo spiegando il mio trauma infantile perché eravamo alle medie, ok? Le scuole medie di Raclea, avevamo fatto una sorta di gemellaggio con una scuola inglese, ok? Allora noi sapevamo a malapena, cioè bestemmiare col flauto, cioè le tre note proprio che schifavamo col flauto, no? Sei quello da 4 euro, sì, a 4.000 lire all'epoca, quello di plastica. E questi qua con l'organo e le chitarre si sono messi a cantare i Cranberries, cioè noi da serie transeniti e scoasse, vuol dire, cioè. Quindi da là vedi l'inutilità della nostra prof di musica e la nostra inferiorità artistica. Lo so, basta avere l'ombrella, ti segnala Giacomo che ti ripara la testa e sembra un giorno di festa. Io insegniamo lo mio ovviamente, però la vita, dico sperando che sono sì, nale strana, basta una sottana che ti monta la testa. Sti cose di merda che va, ed è finita la festa. No, spero che sia. Oh, che bello che anche a mio amico Fabio l'ha finito di fare l'anziano. E basta con sto la minore ogni volta. No, ogni volta. Cos'è l'ossessione di Fabio? No, è questa qua. Dai, do la Però aspetta un attimo, Italia, tenuti il cavalletto, siamo là. No, è solo. Eccola là, vedi? Singano i suoni. No? Solo, sempre qui. E noi italiani quando cantiamo o il ritornello o il dopo che ha reso famoso la canzone. In questo caso, lui toma la Vama e tutto il resto. Sa cantare che altri. E tutti. Ciao Bart. No, adesso va, adesso guiata. non so. È sponsor, non mi paga più su YouTube che ho i sponsor sotto. Altri camper, non stiamo qui però. Tu nel frattempo, da casa, devi indovinare il titolo della canzone. Ce l'ho? Knocking on Heaven's Door. Bussando alla porta del paradiso. Che l'ha fatta i Guns, però anche non Joe Cocker, non è che l'aveva fatta, la versione originale, non mi ricordo. Grazie. Perché non è dei Guns. Ma basta di emozione. Però Steven sa, cioè se tu Italia tramite i commenti vuoi entrare in questo spazio temporale, tornare nel passato e chiedermelo in diretta, ecco che glielo chiediamo. Steven! Occhio, vedi come si avvera questa magia. Chi è che ha inventato Knocking on Heaven's Door? Bob Dylan, è vero, eccolo là. Hai visto che bello? Cioè tu dei commenti del futuro scrivi, ritorniamo nel passato, io glielo chiedo e lui ti risponde dal passato, bellissimo. No.
alternato, la minore Anche do qua alternato. vale la stessa regola del Sweet Home Alabama. Oh, ah, la la la. Arranca Francesco. Guarda che appunto, leggi il labiale. Mama sì. Mama sì. Scusa, guarda gli avari. Dai, questa qui è giusta, è come usi anymore, Prendila! L'ho portata io, è buonissima questa qua! Bella questa! Però questa è italiana, ho difeso il mio amore per l'Italia, scritti come questa. Do diesis. La minore, Era una volta. una versione segreta. Ero se volta. Ah, ok. Casca pipa. E Piero seconda. Questa è la storia di uno di noi che aveva nome Piero ed è andata al cimitero. Cuore Piero. Amazone. Cuore Piero. No. Siamo tornati al next level dove Steven, oltre agli sguardi languidi, agisce anche con il verbo, con la parola, no? Perché il verbo, almeno nei vecchi testi sacri, era la parola creatrice, no? Ti ricordi? Il verbo, no? La potenza creatrice di tutte le cose, ed ecco lì il verbo che dichiara il proprio amore un po' omosessuale in fondo tra Steven e Francesco. Sì, non so se avevo mezzato denunce per questo, però insomma vabbè, a me riscolta, sono andato embriaco, quindi posso dire che il cazzo che voglio. Bella, no, bella sta canzone, è una delle mie preferite, Umberto Tozzi lo adoro, nel senso intellettuale del termine, lo adoro come artista, apprezzo... Artisticamente? Sì. No, perché avevamo pensato male, guarda. No, vabbè, Renato Zero comunque ha fatto anche lui le sue interpretazioni. Bella? Me la riazzeppo all'inedità. Ma soprattutto più che il ritornello di quella canzone è bellissima l'intro. No, Italia qua mi lamento del mio amico Steven che non conosce Bianca Valena di Enrico Ruggeri e qua mi perde punti. Se Steven era una bella figa, eravamo a cena fuori, adesso rimaneva là, pagava lui il conto e andavo via, perché non puoi non conoscere Bianca Valena, dai. Piuttosto Fabio, vedi, lui sito tranquillo. E lui ne conosce! È vecchio! Cantati da embriago comunque, chi è sta al computer ti fa tutto facile. Fatti cantare da embriago e dopo sei contento. E buoni tutti, da soldi. La parte figa è come un treno che è passato con un carico di frutta e loro l'hanno messa. La parte figa era quella del treno. In tutte le canzoni fighe c'è il treno. Il treno. C'era un pezzo della canzone che dice come un treno che è passato con il carico di frutti. Noi eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti, è un rock bambino, è soldato un po' latino. Era bellissimo quel pezzo, come la canzone anche di quello che tornava dalla guerra. Sempre in treno, tra l'altro, con le scienze e fumi. Tutti in treno, le canzoni fighe si fanno in treno. Apprezzo Michele Catana che canta. Nel suo timido presentarsi al pubblico aveva anche una voce ben intonata. So che non l'hanno saputa valorizzare, vedi? Allora lui adesso è un po' intimidito. Dietro le quinte.
Backstage Boys. Perché noi li associamo questo valore di figo, no? Di trendy, di bello, al banale, no? Alla fine cosa vuoi? Vedi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Vedi? No. Ma fa sta roba. Paradise City! No, troppo, Dopo spacchi le chitarre, vezza palmat, ma io no. Take me down to the park. Questa stamattina che mangiamo? Ma che dopo vai di aglio e olio. Trippe a parmigiana chi le mangia? Trippe? Perché la canzone Marinella non è stata fatta solo da Fabrizio De André, ma anche dalla Nannini. Alzati Piero, alzati ora. E dopo colpo sparare ancora. No, spara di Piero, no, alzati Piero. Vabbè, cazzo. E Gasparano si alza più se Gasparano non si alza più. Alzati Lazzaro, dai per favore. Mamma Maria. Re minore. Sarà perché ti amo, ricchi e poveri. Mi scuso se questo videoclip c'è Luca dietro. So che è una cosa non bella da vedere Luca, però comunque è un nostro amico, quindi sì, vedi, l'amicizia arriva anche fino a questo, cioè accettare che lui si mostri al pubblico proprio. Aspetta, no, perché registriamo, perché è da 3 anni, cioè da 3 anni. Ma ha detto che quella canzone lì che dici tu è su di loro, ma c'è una coppia maschio e femmina famosa italiana che ha fatto un'altra canzone, ma non quella, usando quella musica lì, ed hanno fatto un plagio della loro canzone. Ok, perché la canzone che piace tanto a me Italia è quello di sta tipa, no? Sta uia che molla il tipo, poi va a casa dell'ex come fosse casa sua, cioè viene dentro, fa quel che te vuoi, spoglia, te fate la doccia, anche usa il telefono fisso perché una volta era più sinti, anni 80, e dopo appena che ha mangiato bevuta, che altro, sì, stai ben con te, ma ha messo fatta che altro, dopo ha zappato il taxi e è andata via. Quella è la canzone quella lì, quella canzone lì. Non credo che il titolo sia questo perché è un po' lungo, come titolo. Sì, ho capito, però io ho capito qual è che ti intendi tu. Dodi mi diceva che comunque Mietta e Minghi hanno fatto quella canzone Dudu da da da, che è la stessa musica di quella lì. Vattene amore, che siamo ancora in tempo, credi di no? Comunque, se tu l'ascolti, chiediamo al signor internet. No, non era Dudu da da. Sì. Ma loro gli hanno copiato questa canzone in più per fare quella canzone lì, Dudu da da da. Cioè, è possibile fare Italia con te di roba. Questa è una versione un po' più soft rispetto agli altri anni. Poi, eccola là, senti un po' ricalcato di Katana. Eccola, e poi va detto bene, poi, eccola là. Il fuoco di un cammino, chissà dov'era casa mia. E quel bambino che giocava in un cortile, io, vagabondo che sono io, vagabondo che lo sono, soldi in tasca. Che bei ricordi ora quando sarai vecchio, Non mi ricordo il testo. No. Guarda che ho perso anche la voce. Dietro le quinte c'è stata una richiesta di Balla Balla Ballerino, che è una canzone che ha delle vibrazioni molto importanti, se la sai ascoltare, è veramente molto bella. Sì, però se la sai ascoltare dalla, perché da noi. Cioè tu con una mano che passa sopra una chitarra devi capire una canzone praticamente. No, d'accordo. Qui dove il mare luccica. Io avrei detto sì, no, no. Qui dove il mare luccica. Sì. Ed era forte il vento. Come una vecchia terrazza davanti al gol. Ecco, Massa pressa.
Ma qua bibita in avanti però, Scioglie il sangue di sai. Come quando lui diceva che gli ricordava le notti là in America, ma veniva in mente la Scozia, hai capito? Per quello dove ognuno ha la sua canzone che ha le proprie vibrazioni che suonano diversamente da persona in persona. Mister Lombare. Porca paletta, vino trela! Ma se portare Che casca in braccio a Fabio. Esperimenti audio vibrazionali un po' come quelli che faceva il buon Franco Battiato, no? In questo caso questo studio, no? Tra Fabio De Guglio e Francesco Pilus. Che caga in acqua friulano mai a Polenta, Triestino che va in malora, ci vedremo domani mattina in riva del mare, siciliano minchia, cioè muovece belin, veneziano che caga in acqua friulano mai a Polenta, Triestino che va in malora, ci rivedremo domani mattina in riva del mare. Adesso me lo scativano. No, non stai che toccare qui a Cisco. Si sua. Eine Schraffe, eine Schraffe, Siete del cancro? eine Schraffe, le maglie sa fermi le forze. Partigiano come presidente, un autoradio sempre nella mano destra, la narina sopra la finestra. Italia con i suoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con il cuore sempre meno cuore. Italia, buongiorno Maria, la minore ti vieni di Maria, buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi Cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare. Forza! Sono un italiano.